Con il concerto di Noemi e la Dixit Band Agrigento tra luce e ombre conclude il suo anno di capitale della cultura. Oltre 7.000 in piazza Marconi ad attendere il nuovo anno, il bilancio della presidente della fondazione Cucinotta. Consuntivo di fine anno del prefetto di Agrigento Caccamo, è stato un anno impegnativo. Il presidente della regione Schifani soddisfatto dell'attività di governo nel 2025. Si parla di una sua candidatura bis. Al via domani le iniziative del Presepe di Montaperto, istituito il premio Radici di Sicilia, assegnato per la prima volta all'artista agrigentino Giovanni Moscato. Il sindaco di Calamonaci vittima di un ennesimo atto di intimidazione. Ignoti appiccano il fuoco a un trattore di proprietà di una società dove è socio anche il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Pendolino, solidarietà del presidente del Consiglio di Aragona Stefania Di Giacomo Pepe. Al via domani i saldi in Sicilia, le raccomandazioni della Confecommercio. Il capitano dell'Agragas Cipolla suona la carica in vista del primo incontro del nuovo anno con la squadra del Ragusa. Buongiorno con un nuovo primo appuntamento dell'anno 2026. Agrigento ha accolto il nuovo anno con lo straordinario concerto di Noemi, una delle voci più amate del panorama musicale nazionale, il nostro servizio. Con il concerto di Noemi in piazza Marconi, Agrigento ha detto addio agli eventi di Capitale della Cultura 2025, un anno certamente in cui si poteva fare di più, a detta di molti, considerando le tante risorse che sono arrivate in città. Agrigento ha accolto il 2026 con lo straordinario concerto di Noemi, costato complessivamente oltre 250.000 euro. Noemi, una delle voci più amate del panorama musicale nazionale. L'artista si è esibita al pubblico di piazza Marconi con la sua voce unica e inconfondibile. Oltre 6.000 le presenze registrate nel corso dell'evento, a detta del sindaco Miccichè. Ad aprire la serata sono stati Dixit, giovane e apprezzata band agrigentina, vincitrice dell'edizione 2025 del Cantagiro. Ha chiuso l'evento invece il DJ set di Radio Time 90 che ha trasformato la piazza in una vera e propria pista da ballo a cielo aperto, coinvolgendo le tante persone accorse per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Il sindaco di Agrigento Miccichè continua nella sua nota una serata che ha superato ogni aspettativa in termini di partecipazione, frutto di un lavoro condiviso, fatto di impegno e collaborazione. Vedere la città animarsi e accogliere migliaia di persone è stato straordinario. Noemi, una delle artiste più amate dal pubblico italiano, con la sua voce unica di rara potenza emotiva e la sua raffinata sensibilità artistica, ha salutato l'avvento del nuovo anno con una performance coinvolgente, un momento dal forte valore simbolico in cui l'artista ha accompagnato la chiusura in bellezza dell'anno di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, questo quanto affermato dal primo cittadino. Sei la mia impronta sulle dita. E la band agrigentina dei Dixit, vincitrice del Cantagiro 2025, ha aperto il concerto di fine anno che si è svolto in piazza Marconi prima dell'esibizione della cantante Noemi.
ragazzi, dei ragazzi talentuosi, agrigentini, quindi giocano in casa, è giusto dare lo spazio a quelli che sono i nostri talenti. Loro hanno debuttato proprio a giugno, hanno iniziato da pochissimo ad essere una crew, ad essere una squadra artistica e hanno subito riscosso grande successo con il loro rock, pop, funk e influenze alternative. Pensate, si sono aggiudicate al Cantagiro il premio per il miglior brano edito nazionale, imponendosi come una delle realtà musicali più interessanti del panorama giovanile, con il primo inedito As Always. Da poco hanno inoltre ricevuto, sempre qui da Agrigento, il premio Carchinos grazie al loro talento. Loro hanno dai 17 ai 20 anni, sono poco più che degli adolescenti, sono simpaticissimi, davvero molto bravi e talentuosi, 6 ragazzi scatenati. Il loro nome è Dixit, che in latino vuol dire addetto, e questo nome racchiude tutto ciò che loro sono: dire, fare e suonare. Per loro significa trasformare le parole in azione, le idee in musica e le emozioni in suono. E allora iniziamo a emozionarci, a divertirci insieme musicalmente. Ve li presento, parto dal loro fondatore, che è il chitarrista ritmico Gabriel Dinolfo, e a seguire Alfonso Monaco, che sarà al pianoforte. Bravi. È con noi Salvatore Consiglio alla chitarra solista, Alessio Gallo Afflitto alla batteria, Calogero Albano, che è un loro amico e collaboratore, Giuseppe Monaco in arte Zerachiel alla voce, che ha arricchito ancora di più questa giovane band dando energia e presenza vocale molto molto forte. Loro, ecco, si stanno preparando con i loro strumenti, ci accompagneranno per questa anteprima del Capodanno 2026 e poi ci avvicineremo alla mezzanotte per brindare insieme e per cantare e divertirci insieme a Noemi. Poi arriverà anche più tardi una crew pazzesca di Radio Time 90, ma vi spiegherò tutto pian piano. Lascio loro il microfono e allora iniziamo a divertirci. A voi i Dixit. Buonasera Agrigento! Quando vuoi. So I can stay hard another way. Sometimes I feel like this is a game, and got all the pain and all. There's nothing into the cage, but nothing is of the pain. You got me to think that I don't sleep at all. And always in the same way. That I can't choose away. And fucking time save me. And fucking time save me. So I can say this, fuck me needs. Sometimes I feel like this is a key, and not at all feel the same. Vediamo adesso un bilancio dell'attività della Fondazione Agrigento 2025 fatto dalla Presidente Maria Teresa Cucinotta, da noi intervistata. Quale sarà il futuro nel 2026 della Fondazione? E questo si deciderà, sarà poi oggetto di apposita valutazione. E il bilancio è stata una grande fatica, come io ho sempre detto, abbiamo lavorato tanto, però abbiamo portato
diciamo, il risultato finale, che era quello di concludere tutti i 44 progetti del dossier, che come voi sapete hanno subito degli slittamenti temporali, ma era importante che tutti venissero realizzati secondo quello che era stato diciamo, il programma approvato anche dal Ministero della Cultura e che aveva fruttato appunto ad Agrigento il titolo appunto di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Per noi era stata una questione molto importante di principio, un grande impegno che ci ha consentito di arrivare a questo risultato per noi molto importante. Soddisfatta? Sicuramente, per quanto abbiamo lottato e faticato, sono soddisfatta, perché non era affatto scontato. Voi sapete che io sono arrivata e non avevo nulla, la sede, non avevo il personale e peraltro i progetti erano idee progettuali, quindi da concretizzare e mettere diciamo, in cantiere per poi renderli proprio fruibili e realizzabili. Voi sapete che i progetti spesso sono stati anche diciamo, elaborati sulla base di residenze che hanno fatto gli artisti in questo territorio, ma anche a Lampedusa e nei territori che li vedevano appunto protagonisti. Quindi erano progetti che hanno richiesto parecchio impegno sia da parte nostra sia da parte degli stessi artisti che poi li hanno messi in campo, quindi diciamo soddisfatta seppure molto stanca. Consuntivo di fine anno dell'attività del prefetto di Agrigento Salvatore Calcamo nel corso di un incontro con la stampa. È stato un anno impegnativo, ha affermato il prefetto, sia per le vicende di Agrigento Capitale della Cultura che per altri aspetti istituzionali espletati, come la rinascita, dopo diversi anni di immobilismo, del Consorzio di Sviluppo e Legalità. Sotto l'aspetto della prevenzione, il prefetto ha definito fondamentale l'interlocuzione con i sindaci della provincia. È stato un anno ricco di tante attività per la prefettura. Sì, la prefettura è stata un po' al centro delle attenzioni soprattutto dei sindaci e delle comunità locali. Nel 2025 è stato contrassegnato proprio questa priorità, di alleggerire i disagi dei cittadini che, come sappiamo, vivono quotidianamente a seguito di varie carenze infrastrutturali sul territorio. La Prefettura ha voluto concentrare le proprie attenzioni su questo aspetto, quindi in un'ottica di un'economia sana sul territorio si è svolto anche questa attività mirata unitamente alle forze di polizia. È un'azione che porteremo avanti anche nel 2026 e che i risultati conseguiti ci servono da stimolo per poter fare di più e fare ancora meglio. A un difficile adattamento alla società odierna, quindi il dialogo è stato aperto anche con le istituzioni scolastiche, quindi varie iniziative soprattutto hanno visto i ragazzi protagonisti. Mi riferisco anche al 35° anniversario della scomparsa del Giudice di Latino, che ha dato luogo a numerose iniziative sul territorio e che ha visto coinvolti gli studenti. Quindi ecco, questo un po' è la prospettiva anche che si affaccia per il 2026, un maggiore dialogo con le giovani generazioni. Da loro dobbiamo trarre noi benefici e soprattutto suggerimenti anche per le azioni quotidiane che svolgiamo nei nostri ambiti. Quindi un 2025 che ha visto anche un'azione molto forte di contrasto alla criminalità organizzata sotto il profilo della gestione dei beni confiscati alla mafia, ma anche sotto l'aspetto della prevenzione che
ha riguardato anche le aziende colpite da fenomeni estorsivi, da danneggiamenti. Quindi anche in questo caso sono stati veramente numerosissimi i servizi predisposti sul territorio, con servizi straordinari di controllo, servizi cosiddetti ad alto impatto che hanno visto coinvolte le forze di polizia anche con le loro specialità. Tutto questo in un'ottica di salvaguardia e della tutela non solo dei primi cittadini, delle loro comunità, delle aziende sane che operano sul territorio. E nel suo tradizionale discorso di fine anno l'omaggio del Presidente della Repubblica Mattarella a Falcone e Borsellino, ripercorrendo 80 anni della storia della Repubblica. Il Capo dello Stato ha citato i magistrati uccisi dalla mafia nel 1992. Vediamo uno stralcio del discorso di Mattarella, che ha registrato un ascolto di oltre 10 milioni di spettatori, confermandosi un evento televisivo di grande rilievo. Il film della memoria scorre, 2 volti che non possiamo dimenticare, quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia, protagonisti anche dopo il loro assassinio. Il loro esempio continua a ispirare non soltanto in Italia le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità. Anni di tensioni, di grandi mutamenti che ci hanno accompagnato nel passaggio al nuovo secolo, al nuovo millennio. I cambiamenti sono profondi, dal linguaggio agli stili di vita, alla moneta. Questi 80 anni sono come un grande mosaico, il cui significato compiuto riusciamo a cogliere soltanto allontanandoci dalle singole tessere che lo compongono. Non vanno ignorate, ovviamente, lacune e contraddizioni, ma eravamo una società con un basso livello di istruzione, con alti tassi di emigrazione. Siamo diventati uno dei paesi più forti nella manifattura e nell'esportazione, capace di esaltare il genio della creatività in tantissimi settori. Siamo apprezzati in tutto il mondo per i nostri stili di vita, per la bellezza dei nostri territori, per i tesori artistici che custodiamo, per la cultura del cibo e del vino che diventa patrimonio internazionale. L'Italia è un attore di grande rilievo sulla scena internazionale, anche grazie al contributo che i nostri militari hanno dato e danno alla costruzione della sicurezza e della pace. Anche qui un cammino con alti prezzi, a partire dal sacrificio dei nostri aviatori in missione umanitaria a Kindu, in Congo, nel 1961. L'Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo. Possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi. Possiamo perché questa storia è frutto del sacrificio, dell'impegno, della partecipazione di tante generazioni di italiane e italiani. Ognuno ha messo la sua tessera in quel mosaico. In ogni casa, in ogni famiglia c'è una storia da raccontare. Spesso diciamo che i principi e i valori che le madri e i padri costituenti 80 anni fa incisero nella Costituzione vanno vissuti, testimoniati ogni giorno. È questo che li ha fatti diventare realtà nelle scelte quotidiane di ognuno di noi. La nostra vera forza, la coesione sociale nella libertà e democrazia, ci ha consentito di fare dell'Italia il grande paese che è oggi. Le legittime dialettiche tra le varie posizioni hanno contribuito a concrete realizzazioni che hanno cambiato in meglio la vita delle persone. Diritti e doveri sono diventati progressivamente fatti e non sono rimasti astratte affermazioni. Riflettere su ciò che insieme abbiamo conquistato è la premessa per poter guardare al futuro con fiducia e con rinnovato impegno comune. La consapevolezza di questa storia può conferirci forza per affrontare con serenità le sfide e le insidie del nostro tempo. Vecchie e nuove povertà che ci sono e vanno contrastate con urgenza, diseguaglianze, ingiustizie, comportamenti che feriscono il bene collettivo, come corruzione,
infedeltà fiscale, reati ambientali, crepe che rischiano di compromettere proprio quella coesione sociale che consideriamo un bene prezioso di cui disponiamo. Un bene che tuttavia non è mai acquisito definitivamente, un bene per cui siamo chiamati a impegnarci, ognuno secondo il suo livello di responsabilità, senza che nessuno possa sentirsi esentato, perché la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall'incertezza del contesto internazionale che attraversiamo. Entriamo inoltre oggi in un tempo in cui tutto diventa globale e interdipendente, dall'economia all'ambiente, al clima, alle rivoluzioni tecnologiche che investono le nostre vite, ai rischi delle pandemie, alle reti del terrorismo integralista. Ma nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi particolarmente ai più giovani. Qualcuno che vi giudica senza conoscervi davvero vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati. Non rassegnatevi, siate esigenti, coraggiosi, scegliete il vostro futuro, sentitevi responsabili come la generazione che 80 anni fa costruì l'Italia moderna. Auguri, buon 2026. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha tracciato un bilancio dell'attività di governo e ha annunciato le sue prossime sfide, incontrando la stampa per gli auguri di fine anno. Il mio bis, sto lavorando in base alle regole, gli uscenti sono confermati. Porte chiuse alla Democrazia Cristiana e a De Luca. Ha annunciato il via libera ad Alberto Firenze come nuovo manager dell'ASP di Palermo. Ce ne parlano proprio i colleghi di Palermo. Renato Schifani ha incontrato la stampa per gli auguri di fine anno, tracciando un bilancio dell'attività di governo, ma anche preparando il terreno per le prossime mosse. Il rimpasto ci sarà e sarà un atto dovuto, così come pensa sia dovuta la sua ricandidatura a presidente della regione, sempre se Roma sarà d'accordo. Infatti, sul desiderio di candidarsi per un secondo mandato, Schifani ha confermato di non avere dubbi. Ci vogliono almeno 10 anni per realizzare un programma e ricordo che mi è stato chiesto di candidarmi da tutti gli alleati. Sto lavorando per la mia terra e i risultati li stiamo raggiungendo. E tra i tanti obiettivi c'è anche il tentativo di riformare il regolamento dell'Assemblea siciliana. Il motivo? La manovra di stabilità è stata un lungo parto, ha commentato così Schifani, mostrando un'espressione alquanto provata, soprattutto dopo l'ultima notte convulsa, prima dell'ok dell'Aula. Il tema imminente è modificare un sistema regolamentare, ha aggiunto, e a tal proposito ha già in mente un piano. Incontrerò a breve Gaetano Galvagno, mi confronterò e valuteremo l'opportunità di sottoporre una riforma che dia regole similari a quelle del Parlamento nazionale, per la funzionalità del sistema regionale e per dare certezze. Inoltre Schifani in tempi brevi dovrà obbligatoriamente mettere mano alla squadra di governo. Devo riempire 2 caselle nel mio governo perché non posso avere ancora gli interim. È un atto dovuto, così ha detto, riferendosi agli assessorati che fino a poche settimane fa erano retti da esponenti della DC, ovvero la famiglia, che faceva capo a Nuccia Albano, e le autonomie locali e funzione pubblica, che invece era guidato da Andrea Messina. Ma non saranno gli unici cambiamenti in giunta. Con tutta probabilità usciranno dal governo Elvira Amata, su cui pende la spada di Damocle di un rinvio a giudizio per corruzione, il 13 gennaio l'udienza preliminare, e l'assessore dei beni culturali Francesco Scarpinato. Al loro posto Fratelli d'Italia dovrebbe indicare per il turismo la senatrice messinese Carmela Bucalo, che lascerebbe il posto a Roma allo stesso Scarpinato, e per i beni culturali l'attuale assessore comunale al bilancio Brigida Laimo, lasciando il sindaco La Galla ad un altro problema da risolvere.
Ma l'unica vera certezza è che della nuova giunta non farà parte la DC, come ha ribadito più volte Schifani. Porte chiuse anche a Cateno De Luca. Resta un mio avversario politico, ha sottolineato il governatore, non ha votato la manovra e ha votato per la sfiducia, fermo restando che qualora dovesse chiedere qualcosa sul territorio di Taormina o Messina sarà valutato. E nel contesto delle manifestazioni dedicate all'innovazione culturale e alla valorizzazione delle tradizioni, nasce a Montaperto la prima edizione del premio regionale Radici di Sicilia, istituito all'interno del Presepe. A essere premiato in questa prima edizione è l'artista agrigentino Giovanni Moscato, autentico esempio di amore per la sua terra, per Agrigento e per l'intera Sicilia. Il servizio. Sì, quest'anno all'interno della 13ª edizione di Montaperto Presepe d'Agrigento abbiamo pensato, in realtà da qualche anno che avevamo pensato di istituirlo, e quest'anno si parte, la prima edizione del premio Radici di Sicilia. E non ci abbiamo pensato molto nella scelta della persona da premiare alla prima edizione, ma che è Giovanni Moscato. Giovanni Moscato è molto legato a questo territorio ed è un pochino la sintesi di tutte quelle che sono le tradizioni, uno che ha fatto la sigla di Agrigento e uno che ha fatto girare il nome di Agrigento un po' in giro per l'Italia e anche fuori dell'Italia, per cui noi siamo veramente molto contenti di averlo qui giorno 4 e di iniziare queste premiazioni che noi faremo ogni anno con Giovanni Moscato, perché secondo me è il più degno in questo momento di avere questo premio. Noi come Presepe d'Agrigento siamo arrivati, dicevo prima, alla 13ª edizione, abbiamo iniziato nel lontano 2007, stimolati un po' dall'amore verso questo territorio, ma non soltanto di Montaperto ma anche dei dintorni, praticamente abbiamo sintetizzato tutto ciò che sono le tradizioni legate al territorio, tradizioni culinarie, quindi odori, sapori, tradizioni legate alla nostra storia, alla nostra cultura, ai nostri lavori antichi e dell'antico contadino, che è un pochino il leitmotiv di tutto il Presepe. Il Presepe è un teatro all'aperto, i visitatori possono venire oltre a 12 degustazioni, trovare anche degli attori dove inscenano delle scene tipiche natalizie e delle musiche tradizionali, per cui mentre uno si ascolta il teatro o ascolta la musica, assaggia tutto ciò che riusciamo noi qui a preparare, sempre strettamente tradizionale e legata al nostro territorio. Il Presepe continuerà sabato 3, domenica 4 e giorno 6, l'Epifania, con l'arrivo dei Re Magi che verranno ad onorare qui a pregare ai piedi del Bambino Gesù. Vi aspettiamo numerosi, sempre con grandissime novità, specialmente che riguardano il 6 gennaio. Diciamo che ci siamo ritrovati qui per caso, veniamo da Sommatino, eravamo a pranzo, abbiamo deciso andiamo a vedere Montaperto questo Presepe e ci siamo avventurati. È bellissimo, tutto organizzato, super caratteristico. Tutto caratteristico. Per me è la prima volta, non ci eravamo mai stati, quindi di sicuro appare tutto bello. È curato nei dettagli. Più di questo non possiamo dire altro, veramente stupefatti. E buon anno. Buon anno a tutti. Stiamo facendo una degustazione dei prodotti tipici, pensiamo che siano del posto. Complimenti, andate avanti così. Tutto gradito. Grazie mille. Buonasera, benvenuti. Da dove arrivate? Da Ribera, però prima da Catania. E siamo venuti con il pullman. Quindi siete venuti direttamente per vedere il Presepe vivente di Montaperto. Avete già fatto, vedo, delle degustazioni. È la prima volta?
Sì, presepemente sì, perché siamo stati a Mineo altre volte. A noi piace perché è qualcosa di diverso poi si vede la genuinità che ancora ci sono in questi paesini, in questi centri, come Ribera ci siamo trovati benissimo. Il presepe di Montaperto vi sta piacendo? Sì. Abbiamo gustato adesso la trippa, che è uno dei piatti che a noi piace, che non sempre si ritrova. Grazie dell'accoglienza. Vi aspettiamo il prossimo anno. Perché no? Auguri. Bonjour, donc, Jacqueline et Luc, nous sommes en vacances donc sur Agrigent et nous avons vu une publicité pour votre crèche qui en fait est tout le village qui l'a fait vivre. Et nous avons décidé de venir et nous apprécions donc tout ce que nous voyons et c'est tout à fait formidable ce que vous avez réussi à faire dans votre village. Bravo à vous. Des idées. Merci à vous, à la santé, à la santé et bonne année. Bonne année, à la prochaine fois. Buon anno. Linea alla regia per la pubblicità. E in occasione delle festività natalizie, Raffadali si è vestita in festa in uno dei suoi luoghi più rappresentativi, il villaggio della gioventù, con il suo Christmas Village. Ce ne parla meglio la collega Margherita Trupiano. Raffadali si veste a festa e fa rivivere uno dei suoi luoghi simbolo, il villaggio della gioventù, un parco naturale che torna a nuova vita grazie al Christmas Village, un evento capace di unire tradizione, spettacolo e divertimento per grandi e piccini. Un villaggio natalizio che si trasforma in un mondo incantato, pensato soprattutto per i bambini, con attrazioni dedicate come la fabbrica dei giocattoli, il trucca bimbi, la suggestiva casa di Babbo Natale dove i più piccoli possono vivere da vicino la magia delle feste. Immancabile il giro sull'asinello che regala emozioni semplici e autentiche, riportando alla memoria le tradizioni di un tempo. Tra le casette di legno trovano spazio anche i prodotti tipici locali, valorizzando le eccellenze del territorio e offrendo ai visitatori un percorso tra sapori e profumi della tradizione siciliana. L'area food propone fast food e punti di ristoro per soddisfare ogni gusto, mentre giostre e giochi animano le giornate e le serate del villaggio. Il programma è arricchito da spettacoli, musica dal vivo con orchestra, animazione e il coloratissimo Igloo Balloon che cattura l'attenzione dei più piccoli. Al centro del Christmas Village domina un maestoso albero di Natale illuminato a festa, simbolo di comunità, rinascita e condivisione. Un evento che non è solo intrattenimento, ma anche un'importante occasione di rilancio sociale e culturale per Raffadali, capace di richiamare famiglie, visitatori e turisti, restituendo al villaggio della gioventù il suo ruolo di punto di incontro e di aggregazione. Oh, agora ti buona. È stato Andrea Camilleri a fare da guida al primo corner multimediale della Strada degli Scrittori, che si è inaugurato al Polo Culturale di San Pietro in via Pirandello ad Agrigento, di fronte alla casa in cui il drammaturgo abitò per qualche tempo. Felice Cavallaro, parliamo di questa iniziativa, una sua intervista, un corner qui oggi installato presso la Chiesa di San Pietro, dedicato ai 100 anni di Camilleri, un'iniziativa che interesserà anche altri comuni della provincia.
è il primo di tanti corner multimediali che la Strada degli Scrittori, in sintonia con il progetto Le Piazze della Capitale di Agrigento Fondazione Capitale 2025, realizza per aiutare i viaggiatori, le scolaresche, i singoli turisti a capire dove siamo. Si arriva ad Agrigento e ovviamente uno viene perché ci sono i templi, c'è la Scala dei Turchi, ma ci sono tante altre cose da scoprire e per farlo ci affidiamo a 10 minuti di un racconto targato Andrea Camilleri. È proprio lui, il grande narratore di Vigata, il papà del commissario Montalbano, a guidarci per dirci dove siamo, a spiegarci che attorno alla Valle dei Templi ci sono delle piazze letterarie immaginarie, ma non troppo. La Regalpetra di Sciascia Racalmuto, la Vigata di Porto Empedocle, quindi di Camilleri a Porto Empedocle, ma c'è anche la Donna Fugata, che è Palma di Montechiaro e Santa Margherita Belice insieme al Gattopardo, e poi le piazze di Favara con Russello, con Caltanissetta, con Rosso di San Secondo e così via. Ecco, questo racconto serve per far capire che vale la pena fare un grande viaggio ad Agrigento e dintorni fino a Caltanissetta, ma anche Sambuca di Sicilia o Santa Margherita Belice o Sciacca, per scoprire gli autori del Novecento che hanno segnato un po' la storia della letteratura italiana e a volte potremmo anche dire mondiale, soprattutto con Pirandello. Il primo corner si installa ad Agrigento, nella Girgente di Pirandello, guarda un po' proprio di fronte alla casa in cui Luigi Pirandello abitò da giovane. Siamo nel cuore a 2 passi da Via Atenea, nel cuore della città vecchia, nella chiesa di San Pietro, che la diocesi di Agrigento ha trasformato in un polo culturale. Ecco, questa sintonia, che è già forte avviata con la Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, si rafforza in un rapporto che resterà a lungo con la diocesi di Agrigento. Resterà a lungo perché vogliamo, come Strada degli Scrittori, che questo anno un po' travagliato, claudicante di Agrigento 2025 prosegua, lasciando qualcosa che porti il turista a innamorarsi dei luoghi e degli autori che si sono ispirati o sono nati da queste parti. Il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, intimidito per l'ennesima lettera di minacce, arrivata proprio davanti la porta del comune. Non mi arrendo, ha dichiarato il primo cittadino di Calamonaci, il nostro servizio. Il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, intimidito con l'ennesima lettera di minaccia fatta arrivare proprio davanti la porta del suo comune. Non mi arrendo, ha dichiarato il primo cittadino. Rinunciare ad amministrare significa arrendersi. L'inizio di un nuovo anno rappresenta un'occasione preziosa per rinnovare l'impegno verso i valori che tengono unita una comunità, la legalità, il rispetto delle istituzioni e il senso civico che guida le nostre azioni quotidiane. Continuerò a lavorare con ancora più senso del dovere, ha affermato il primo cittadino, e ne sono nota. Più che paura temo per la tranquillità e la serenità dei miei familiari. Nella lettera di minaccia l'ipotesi è che il riferimento ai rapporti con Ribera possa essere legato alla recente decisione del comune di Calamonaci di acquistare uno scuolabus per consentire agli alunni del comune vicino di frequentare la scuola locale. Le indagini sono in corso e affidate ai carabinieri che hanno acquisito il materiale disponibile. Ignoti si sono intrufulati nel campo fotovoltaico di un'azienda agricola dopo aver tagliato la recinzione appiccando le fiamme a un trattore. Il fuoco ha danneggiato il mezzo e quanto successo ad Aragona. Tra i soci dell'azienda c'è anche il presidente del Libero Consorzio Comunale e sindaco del comune, Giuseppe Pendolino. L'episodio ha le caratteristiche di un'intimidazione, forse di un avvertimento. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Sul fatto arriva la solidarietà del Presidente del Consiglio Comunale di Aragona, Stefania Di Giacomo Pepe, che afferma: esprimo ferma condanna per il grave atto intimidatorio perpetrato nei confronti di Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona, Presidente della provincia e imprenditore, manifestando al contempo piena solidarietà e vicinanza. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che colpisce non solo la persona ma l'intero sistema
tema dei valori democratici e il rispetto delle istituzioni. Aragona respinge con determinazione ogni forma di violenza, intimidazione e illegalità. Dopo 38 anni di servizio, il questore di Caltanissetta, Pinuccio Agnello, va in pensione e lancia il suo messaggio di buon anno dalla sala operativa della questura al suo personale. Buongiorno a tutte le pattuglie sul territorio, sono qua in sala operativa presso la questura dove c'è anche altro personale in forza all'UPGSP e volevo di cuore darvi i miei auguri più sinceri per voi, per le vostre famiglie, per questo Capodanno che ormai è alle porte, perché il prossimo anno sia un anno fervido di sorprese, di gioia e di tanta serenità di cui abbiamo tanto bisogno. Ma nello stesso tempo volevo salutarvi perché oggi è il mio ultimo giorno da Questore della Repubblica, da Questore di Caltanissetta. Chiudo la mia bellissima esperienza di 38 anni della mia carriera e non potevo chiudere meglio se non a Caltanissetta e con tutta la polizia della provincia di Caltanissetta, perché siete stati dei collaboratori splendidi, preziosi, che date lustro alla Polizia di Stato in questa provincia e anche oltre la provincia, e ve lo posso veramente attestare e testimoniare, e vi ringrazio perché se sono arrivata a questo punto della carriera di dirigente della Polizia di Stato lo devo a tutti voi e a tutti i collaboratori che vi hanno preceduto, e quindi grazie e viva la Polizia di Stato e mi raccomando ragazzi, sempre occhi aperti e credete nei valori della nostra istituzione, perché veramente dobbiamo tenerli cari. E indossare l'uniforme è la cosa più bella che possa succedere ad un cittadino italiano, e io mi sono veramente sentita onorata di indossare la nostra uniforme con i nostri colori per tanti anni, e quindi resterò per sempre una appartenente alla Polizia di Stato. Un abbraccio virtuale a tutti quanti. Al via da domani la stagione dei saldi in Sicilia. Secondo Confcommercio la spesa media sarà di 137 euro, piccola boccata di ossigeno, ma la crisi resta profonda, servono interventi più urgenti. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Da sabato 3 gennaio partono i saldi. Secondo Confcommercio saranno 1,5 milioni le famiglie siciliane che effettueranno acquisti per un volume di affari di circa 400 milioni. Ma restano tante perplessità e profonde fragilità e spaccature nel settore. I saldi rappresentano una piccola boccata d'ossigeno per l'economia locale, ma non sono previste impennate nei consumi. La situazione resta gravissima e nonostante qualche timido segnale di fiducia occorrono interventi urgenti da parte della politica per salvare il commercio di prossimità. Lo dichiara Patrizia Di Dio, presidente provinciale e vicepresidente nazionale di Confcommercio e Federmoda. Gli imprenditori del territorio devono misurarsi con una drastica riduzione dei fatturati e sono chiamati a fare i conti con marginalità sempre più ridotte, aumento del costo del personale, bollette elevate, pressione fiscale, commercio online e concorrenza sleale. In Sicilia, secondo le stime di Confcommercio, per i saldi è prevista una spesa media pro capite di 100 euro e una spesa media famiglia compresa tra 250 e 270 euro. Il consuntivo del mese di dicembre ha registrato un andamento ancora molto debole dei consumi nel commercio, nonostante il miglioramento dell'indice di fiducia dei consumatori rilevato dall'Istat. In Sicilia, ad esempio, solo nel 2024, nei settori rappresentati da Confcommercio, il saldo tra aperture e chiusure è stato però negativo, meno 9.577 imprese. Il solo commercio al dettaglio ha perso quasi 5.000 attività. A Palermo nel 2024 si sono registrate circa 850 chiusure di imprese. A rendere ancora più evidente la fragilità del settore è il dato occupazionale. Nel solo commercio al dettaglio dell'abbigliamento, infatti, negli ultimi 5 anni si sono persi circa 20.000 posti di lavoro.
Ma emergono anche segnali positivi per i saldi. Il negozio sotto casa batte l'online. Fiducia e qualità premiano il commercio fisico. Quasi il 90% di chi è interessato ai saldi acquisterà nei negozi fisici, sinonimo di fiducia, trasparenza, garanzia e qualità. Siamo a inizio anno, conclude Di Dio, e oltre alla lettura delle realtà e alle previsioni vogliamo dare anche una prospettiva positiva e di speranza. Siamo in dialogo con gli assessori regionali competenti e confidiamo che prestissimo arriveranno misure di sostegno concrete. E il Comune di Agrigento ha concluso il 2025 con un risultato di straordinaria rilevanza per l'ente e per l'intera comunità cittadina. L'amministrazione comunale ha operato con successo sul fronte del rafforzamento del personale, concretizzando un piano di assunzioni e di stabilizzazioni. Nel dettaglio sono state formalizzate le seguenti assunzioni: 6 assistenti sociali, personale interno proveniente dalla procedura concorsuale ex Madia, 2 assistenti sociali tramite la procedura concorsuale di mobilità, 2 dipendenti interni ex LSU, un funzionario amministrativo ad alta specializzazione PNRR, un ingegnere informatico ad alta specializzazione PNRR. Nell'ufficio del sindaco sono stati firmati i contratti di lavoro in presenza dell'assessore ai servizi sociali e al personale Marco Vullo, l'assessore al bilancio Patrizia Lisci e il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Civiltà. Il sindaco Miccichè e l'assessore Vullo affermano: si tratta di un risultato di particolare rilievo che non si verificava da circa 30 anni al Comune di Agrigento. L'assunzione e la stabilizzazione di queste figure rappresentano importanti passi avanti in termini di sviluppo organizzativo, efficienza amministrativa e miglioramento dei servizi resi alla comunità. E si è svolta a Comitini la tombola dell'amicizia nell'ambito delle iniziative natalizie organizzate dall'associazione Cometa ETS. Comitini questa sera tombolata in segno di amicizia con i ragazzi dell'associazione Cometa ETS di Comitini? Sì, questa sera ci sarà la tombola organizzata dalla nostra associazione con il comune di Comitini che ospita il progetto SAI da tantissimi anni. L'intesa è perfetta e nei momenti significativi dell'anno come il Natale organizziamo delle attività insieme. La tombola è un momento davvero di condivisione e amicizia, non tanto per la tombola quanto per il significato dell'armonia che si crea. Quanto è importante la presenza a Comitini? Comitini è un paese accogliente, l'amministrazione comunale con intesa del signor sindaco è un'amministrazione che ha abbracciato veramente il progetto e accoglie i nostri ragazzi con amore, dedizione e si realizza l'effettiva integrazione. Il dirigente di Comitini diceva che si è popolata con i nuovi arrivi da parte di bambini del centro. Ospitiamo bambini, donne, famiglie ed è una risorsa per noi e per il territorio che, ribadisco, ha accolto il progetto in maniera eccellente. Guarda, ti faccio conoscere, se vieni
Ti faccio conoscere anche La comitinese, per la più piccola comitinese. La più piccola comitinese. Tra l'altro ricordiamo che dopo 50 anni a Comitini è nata questa bellissima bambina. Questa è la bimba questa è la comitinese Docchi, questa nasce nel 2024, nell'agosto del 2024, 25 quest'anno a Comitini. Dopo 50 anni abbiamo una cittadina che è nata a Comitini, la nostra piccola. Ma c'è Gasper. E quello è Gasper. E qua c'è No. Nancy. E Nancy. I nostri piccoli concittadini. Noi siamo orgogliosi di questo progetto, lo facciamo con molto impegno, lo facciamo con tanta serietà, ci crediamo per quello che rendiamo da un punto di vista umano come servizio a questi nostri fratelli che arrivano dopo tante peripezie sulle coste siciliane, e ci adoperiamo perché possano ben integrarsi non in Italia, ma nel nostro tessuto cittadino, perché ci teniamo perché restino nella nostra città, perché riescano a costruire un futuro dignitoso che da un punto di vista umano possa portare quelle aspettative che nel momento in cui partono il loro cuore si aspetta. Passiamo ora allo sport. Sull'Agragas il capitano della squadra Alfonso Cipolla suona la carica: dobbiamo fare qualcosa di più. Si ripartirà dal girone di ritorno e l'Agragas lo farà da Ragusa su un campo storicamente complicato. Alla vigilia della sfida contro la Pro Ragusa a parlare il capitano Alfonso Cipolla, che fotografa un clima di consapevolezza e spirito del gruppo. Sentiamo lo stesso Cipolla. Allora capitano, si ricomincia, anno nuovo, prima trasferta del girone di ritorno, con quale spirito si affronta questa seconda parte di campionato? Innanzitutto faccio gli auguri a tutti i tifosi dell'Agragas e non per che sia un anno pieno di serenità e soprattutto di salute. Si ricomincia, dobbiamo da subito cercare di riprendere il nostro cammino. Ci siamo allenati bene, siamo tranquilli, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più e sicuramente da domani cercheremo di farlo. Qual è stato lo spirito del gruppo in questi giorni di allenamento? Ma ovviamente quelli iniziali non sono stati dei migliori, comunque sia quello che è successo, però ci siamo confrontati, ne abbiamo parlato da gruppo importante che siamo e ci siamo stretti ancora di più e i giorni successivi sono stati armoniosi, ci siamo allenati bene e non è morto nessuno, dobbiamo solo cercare di, come dicevo poc'anzi, di fare qualcosa in più. Ragusa è una trasferta difficile, quali sono le insidie di questa partita? È una trasferta difficile, l'abbiamo visto già all'andata quando l'abbiamo affrontata in casa, adesso comunque anche si sono sistemati un attimo prendendo qualche giocatore, abbiamo visto anche qualche immagine, sono un'ottima squadra, una partita comunque sarà combattuta, abbiamo giocato anche lì in quel campo, sappiamo che non è un campo comunque larghissimo, quindi ci saranno pochi spazi, ci sarà da battagliare. E come partita ti aspetti? Una partita giocata con intensità, una partita sporca? Che tipo di partita è? Ma questo non te lo so dire, domani si vedrà quando capiteranno le situazioni in campo, sicuramente ci sarà intensità, sicuramente ci sarà da lottare e noi sotto quel punto di vista in primis ci dobbiamo fare trovare pronti, poi le qualità dei singoli verranno fuori. C'è pressione in questo girone di ritorno, si sa che non si devono più commettere passi falsi. Ma la pressione intanto te la assumi nel momento in cui decidi di venire a giocare ad Agrigento per l'Agragas, quindi
sai bene che sei chiamato per vincere, sei chiamato per fare delle cose importanti. Sicuramente adesso nella posizione che siamo questa pressione potrebbe aumentare, ma non deve essere negativa, anzi la devi trasformare in positiva, cercando appunto di fare sempre qualcosa in più per cercare di arrivare all'obiettivo che ti hanno chiesto di arrivare. Bene, questo è tutto per la prima edizione del 2026. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale del digitale terrestre 268, per chi ha la Smart TV, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica alle 9 e i nostri programmi streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. I nostri servizi li potete visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per la prima edizione del 2026, ovviamente da parte nostra i migliori auguri per un buon anno e un proficuo anno di attività di lavoro.